È una tragedia più che dirompente, è una tragedia perché rischia appunto di vedere delle aziende addirittura fallire. Sintetizza in poche parole Armando Sartori, presidente delle imprese artigiane dell'Opitergino Mottense, l'effetto dirompente della modifica delle regole della cessione del credito per chi ha intrapreso la strada del superbonus 110% contenuta nel decreto Sostegni Ter. Il credito si può cedere una volta sola e questo limite ha effetto retroattivo con conseguenze devastanti per le imprese medio-piccole. Ci sono aziende che hanno in pancia dei crediti e che pensavano poi cederli a un soggetto terzo che poteva essere multi-utility o banche. Adesso questi non lo possono più fare, quindi non possono più tener fede a quanto prevedeva il contratto iniziale con il committente. A sua volta si ritrova dunque spiazzato il cittadino. Queste persone sostanzialmente si sono attenute quelle che erano delle regole che oggi vengono di fatto disattese. È un colpo di Stato alla rovescia, una cosa indescrivibile. Credo che probabilmente qualche burocrate non si sia neanche reso conto del malanno che ha combinato. Cittadini che si vedono penalizzati nel recupero non della villa di lusso, sottolinea Sartori, ma semmai della casa di famiglia. Noi stiamo ristrutturando prevalentemente le case degli anni 70, erano le case su cui noi siamo cresciuti. È un recupero edilizio importante perché il Veneto, la nostra area, è piena di queste case qui. Da qui l'appello urgente al governo di revocare la modifica e in primis la sua retroattività. Il mondo dell'impresa ha bisogno di certezze. Quando io faccio un progetto, quando io vado verso una ristrutturazione eccetera, devo sapere da dove parto e devo sapere dove finisco. Non posso poi mettermi a litigare su chi pagherà cosa quando i lavori sono fatti.